Ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a fare i pronostici dei risultati delle partite di Serie A 25-26 della settima giornata di Serie A 25-26. Partiamo subito con Lecce-Sassuolo. Secondo me, ehm, quindi nel pronostico delle schedine vi ho consigliato, vi ho detto un 2x. Secondo me alla fine il risultato sarà un 3-2, vanno al gol Laurente e Piccoli per il Sassuolo, quindi sta Piccoli una doppietta e Laurente un solo gol. E per Lecce una sorpresa, è un nome diciamo um, un po' strano da dire, perché i due gol che andrà a segnare um, Lecce li farà entrambi Francesco Canada. È un nome molto esotico, diciamo, per Lecce per andare a segnare, però ci può stare, ci può stare. Per esempio, poi ci sta Pisa-Verona, io ho pronosticato gol, quindi un gol di entrambe le squadre. Non mi sono preso il rischio di un pareggio, vittoria di una o dell'altra, non mi sono preso il rischio, quindi ho detto, vabbè, secondo me entrambe le squadre andranno a segnare. Secondo me i marcatori di questa partita saranno quadrato per il Pisa e Alban per il Verona. Poi c'è il Roma-Inter, secondo me finirà 1-0 per l'Inter, come nel video delle schedine vi ho detto che se secondo me finirà ad 2, quindi vittoria per l'Inter. Se in questo gol lo segnerà Lautaro, che si riconfermerà. Poi abbiamo Como Juventus. Pure in questa partita non mi sono preso il rischio di dirvi pareggio, non pareggiano, vittoria dell'uno o dell'altra, sconfitta di uno o dell'altra. Non mi sono preso il rischio di dirvi, però vi ho detto gol, perché sono due squadre molto forti a livello offensivo. Per esempio Morata, vi ho detto Morata, vi dico Morata per il Como e secondo me Vlahovic per la Juventus. Poi abbiamo Cagliari-Bologna, secondo me um, il Bologna la andrà a vincere come il mio pronostico con un 2-0. Secondo me segnerà per il Bologna Castro e Orsolini. Poi Atalanta-Lazio, secondo nel pronostico che vi ho detto, vi ho detto di giocarvi, vi ho consigliato di giocarvi un pareggio, quindi il mio pronostico sarà 0-0. Poi perché sono due squadre che non stanno andando tanto bene in questa fase, in questo campionato, Lazio che non è riuscita a acquistare nessun attaccante, nessun giocatore in particolare, per via del mercato chiuso e l'Atalanta che con i soldi di Retegui poteva fare di più, invece di andare a prendere un Kristovic, poteva andare magari a prendere un attaccante un po' più d'esperienza, magari un attaccante un po' più forte. Poi il Milan giocherà contro la Fiorentina. Io vi ho detto no, uno secco per il Milan, quindi 1-0 per il Milan-Fiorentina. La partita sarà Milan-Fiorentina.
Secondo me io sono sempre tra quelli che segnerà Nkunku. Secondo me Nkunku prima o poi si deve svegliare, si deve dare una svegliata e secondo me al più presto. E quindi ho detto, dirò Nkunku sempre in ogni partita, in quasi tutte le partite che vi dirò. Poi Cremonese Udinese, io ho consigliato di giocare un pareggio perché sono due squadre che si sono una che è andata a perdere molto a Toen Lucca, cioè l'Udinese, e la Cremonese che si è andata a rinforzare molto, con per esempio Baschirotto e Zerbin. Però secondo me non andranno a segnare entrambe le squadre, finirà in pareggio e quindi sarà uno 0-0. Poi Torino-Napoli, la partita che aspetto quando è appena finita, dalla sosta nazionale, da sabato. Secondo me finirà 2, sono in pronostico con vittoria per il Napoli. Secondo me finirà per 1-0 per il Napoli, segnerà Haaland. In questo video vorrei fare un richiamo a Simeone, che è l'ultima partita che l'abbiamo visto contro, ci ha scattato 3 gol. Ci ha fatto 3 gol e ci ha fatto perdere uno scudetto, ricordiamolo. Quindi io lo tengo al fantacalcio. Speriamo non fa gol, speriamo che non segna, speriamo che magari entra dalla panchina magari al secondo tempo, magari, però non deve segnare in questa partita, deve segnare nelle altre, non nella partita contro il Napoli che giocherà. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video che uscirà tra una mezz'oretta, un'ora, non so quando farlo uscire, però lasciate un bel like, fatemi sapere cosa ne pensate di questi pronostici che vi ho fatto e fatemi sapere anche i vostri. Iscrivetevi al canale e arriviamo al più presto possibile a 30 iscritti. Ciao!